Oggi è il giorno di Paolo Borsellino, a 29 anni dalla strage. La Commissione regionale antimafia scopre un dossier di 70 pagine. Il messaggio di Mattarella e le parole della figlia e dei fratelli. A Palermo, deposizione dei fiori sulle tombe degli agenti della polizia. Creditori e dipendenti manifestano innanzi alla sede di Girgenti Acque. Non ci sono più soldi. Tasso di positività in Sicilia al 6,9%, l'isola è la seconda regione d'Italia con più casi, obiettivo mantenere l'Italia bianca fino a Ferragosto e usare il Green Pass per le attività collettive. Estate mediterranea siculiana tra spettacoli, arte e cultura, ad Agrigento cerimonia di consegna del premio Buttitta. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi è il giorno di Paolo Borsellino. Il 19 luglio del 1992 una Fiat 126 imbottita di esplosivo veniva fatta saltare in aria davanti alla casa della madre del giudice Paolo Borsellino. Per lui, per gli agenti della scorta, non c'era stato scampo. Oggi, a 29 anni dalla strage, anche Agrigento celebra l'esempio e il sacrificio di Paolo Borsellino e dei 5 poliziotti uccisi dalla mafia 57 giorni dopo Capaci. Il nostro direttore Arturo Cantella. Anche nella nostra città oggi 29 luglio sarà ricordato l'attentato di Via D'Amelio avvenuto 29 anni or sono e che venne concepito e messo in atto con brutale disumanità. Paolo Borsellino pagò con la vita la propria rettitudine e la coerenza di uomo delle istituzioni. Con lui morirono gli agenti della scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina. Nell'atrio del Teatro Pirandello, nel pomeriggio di oggi, si svolgerà una manifestazione in suo onore, organizzata dalla CGIL Agrigentina, con interventi programmati del segretario provinciale Alfonso Buscemi, al fine di ribadire il forte impegno della società sana per l'affermazione della legalità in ogni posto di lavoro, unica certezza per contrastare la mafia. All'evento parteciperà il procuratore di Agrigento Patronaggio, il prefetto Cocciufa, l'arcivescovo Damiano, il giornalista Bolzoni, il magistrato Sabella, il segretario regionale della CGIL Mannino, il collegamento video, il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini. Tra gli appuntamenti serali anche quello che si svolgerà al Tempio di Giunone, organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati, delegazione di Agrigento. Parteciperà il giornalista Felice Cavallaro, Domenico Gozzo, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento, Silvio Miceli, avvocato del Foro di Agrigento, Salvatore Nocera Bracco, attore. L'evento, denominato 547 giorni, conversazioni in ricordo delle vittime della strage di Via D'Amelio. Intanto arriva puntuale oggi il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla strage di Via D'Amelio, che afferma come la memoria di quella strage, che ha segnato così profondamente la storia repubblicana, suscita tuttora una immutata commozione. Insieme rinnova la consapevolezza della necessità dell'impegno comune per sradicare le mafie, contrastare l'illegalità, spezzare connivenze e complicità che favoriscono la presenza criminale. Paolo Borsellino, continua Sergio Mattarella, e come lui Giovanni Falcone sapevano bene che la lotta alla mafia richiede una forte collaborazione tra istituzioni e società. Per questo si sono spesi con ogni energia. Da magistrati hanno espresso altissime qualità professionali, hanno intrapreso strade nuove, più efficaci nelle indagini e nei processi, hanno testimoniato da uomini dello Stato come le mafie possono essere sconfitte, hanno dimostrato che la loro organizzazione, i loro piani possono essere svelati e che i loro capi e i loro sicari possono essere assicurati alla giustizia. Per questo, continua Mattarella, sono stati uccisi. Non si sono mai rassegnati e si sono battuti per la dignità della nostra vita civile. Sono stati e saranno sempre, sottolinea il Capo dello Stato, un esempio per i cittadini e per i giovani. Tanti importanti risultati nella lotta alle mafie si sono ottenuti negli anni grazie al lavoro di Borsellino e Falcone. La Repubblica è vicina ai familiari di Borsellino, ai familiari dei servitori dello Stato, la cui vita è stata crudelmente spezzata per colpire le libertà di tutti. Onorare quei sacrifici promuovendo la legalità e la civiltà è un dovere, conclude Mattarella, che avvertiamo nelle nostre coscienze.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha diffuso un messaggio in occasione del 29° anniversario della strage di Via D'Amelio contro il giudice Paolo Borsellino. Mattarella, tra l'altro, ha scritto: «L'attentato di Via D'Amelio, 29 anni or sono, venne concepito e messo in atto con brutale disumanità. Paolo Borsellino pagò con la vita la propria rettitudine e la coerenza di un uomo delle istituzioni. Con lui morirono gli agenti della scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. La memoria di quella strage, che ha segnato così profondamente la storia repubblicana, suscita tuttora un'immutata commozione, insieme rinnova la consapevolezza della necessità dell'impegno comune per sradicare le mafie, per contrastare l'illegalità, per spezzare connivenze e capacità che favoriscono la presenza criminale. Paolo Borsellino e Giovanni Falcone non si sono mai rassegnati e si sono battuti per la dignità della nostra vita civile. Sono stati e saranno sempre un esempio per i cittadini e per i giovani. Tanti importanti risultati nella lotta alle mafie si sono ottenuti negli anni grazie al lavoro di Borsellino e Falcone. La Repubblica è vicina ai familiari di Borsellino e ai familiari dei servitori dello Stato, la cui vita è stata crudelmente spezzata per colpire la libertà di tutti. Onorare quei sacrifici promuovendo la legalità e la civiltà è un dovere morale che avvertiamo nelle nostre coscienze». E 29 anni dopo spuntano ancora tracce rimaste nei cassetti. La Commissione regionale antimafia scopre un dossier di 70 pagine che nel marzo 1994 la DIA spedì a 4 procure: Palermo, Roma, Milano e Firenze. Un rapporto strettamente riservato in cui si rappresentavano alcune certezze. Le stragi Falcone e Borsellino sono state richieste a Salvatore Rina da personaggi importanti in cambio della promessa di una revisione del maxi processo. C'è il servizio. Al di là dei fatti ricostruiti, delle testimonianze raccolte, dei fili e dei punti ricongiunti attraverso un unico filo, funzione di questa relazione sia anche quella di spiegare che c'è una parte del paese, dell'opinione pubblica e delle istituzioni che non si rassegna all'idea che ci si debba accontentare di mezze verità su quello che è accaduto prima, durante e attorno quel pomeriggio in Via D'Amelio. Siamo alla fine di luglio, meno di 10 giorni dopo la morte di Paolo Borsellino. Come sapete, 8 magistrati della Procura di Palermo firmano una lettera, firme raccolte faticosamente, ci dirà chi andò in giro per gli uffici per convincere i colleghi, in cui in sostanza dice: ci sentiamo poco sicuri, punto primo, cioè c'è una mancata condivisione, un mancato coordinamento che crea anche condizioni di insicurezza. Il CSM li chiama tutti a Roma e stanno in conclave per 4 giorni e vengono ascoltati tutti. Il CSM ha deciso di desecretare, dopo quasi 25 anni, questi atti. Andateli a leggere se non l'avete già fatto, perché la spaccatura verticale, netta, profonda, brutale, che separa la procura in due, è già un elemento sul quale qualche punto di riflessione e qualche azione andava anche condotta, ma anche ciò che viene raccontato sulla pratica dell'isolamento nei confronti di Borsellino, sul modo in cui quest'uomo visse su di sé una diffidenza profonda e al tempo stesso sulla sua determinazione nel cercare elementi, tracce, intuizioni, Mutolo, Messina, che di tutto questo non sia stato fatto nulla, che non sia stato mai sentito nei termini di quella contrapposizione il procuratore Giammanco, che di questa telefonata, che da lui nella relazione vedrete viene letta anche in modo abbastanza impressionante sul piano, diciamo, della dinamica criminale, come qualcuno dice, è come se avessero detto a Giammanco: oggi puoi chiamare Borsellino, puoi dire che si occupi di tutto, tanto ormai non fa più paura. In questi giorni non sarò a Palermo, dice Fiammetta Borsellino. Lascio ora
Aggiunge la figlia del magistrato ucciso 29 anni fa con la scorta, che siano gli altri, la gente, chiunque ne avverte il bisogno, a ricordare e a riflettere. Io lo faccio sempre, incontrando i giovani e andando nelle scuole. Arriva poi anche la presa di posizione del fratello Salvatore. La verità su via D'Amelio, dice, si saprà purtroppo solo quando tutti gli attori di questa scellerata storia saranno morti. Parla anche Rita Borsellino, la sorella. Tante volte si dice che lo Stato non può processare se stesso, dice in un'intervista alla ND Kronos. Sono stati proprio pezzi deviati dello Stato che hanno intavolato la trattativa, e quella trattativa, con Paolo ancora in vita, non sarebbe mai potuta andare avanti. Paolo doveva morire per poter portare avanti quella scellerata trattativa, e doveva anche sparire la sua agenda rossa. E Palermo ricorda i 5 giovani poliziotti ed il magistrato uccisi. Alla presenza del questore Leopoldo Laricchia, nei cimiteri che conservano le spoglie di alcuni caduti nell'attentato, c'è stato un momento di raccoglimento con la deposizione di fiori sulle tombe. Vediamo. Fatto omaggio a tutti i caduti in questo giorno che ricorda il 29esimo anniversario della strage di via D'Amelio. Tutti i nostri morti, i nostri agenti, insieme col giudice Paolo Borsellino, sono in 2 cimiteri di Palermo, ad eccezione di Emanuela Loi e Walter Cosina, che sono nelle loro città. In Sardegna Emanuela e Walter a Trieste, e lì i questori del luogo faranno la stessa cosa. Poi la giornata è lunga, tra poco ci sarà la messa e poi nel pomeriggio avremo un momento forte di raccoglimento davanti alla lapide all'ufficio scorte della caserma Lungaro, e poi il sindaco verrà a conferire la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato, che verrà ricevuta dal capo della polizia. Dopo giovedì scorso, innanzi alla prefettura di Agrigento, oggi i creditori di Girgenti Acque hanno manifestato innanzi alla sede della società. In segno di solidarietà si sono presentati anche dipendenti dell'ex Girgenti Acque. Arturo Cantella. Dopo la manifestazione alla prefettura, una manifestazione con i mezzi, con chi quotidianamente ha lavorato e spererà di continuare a lavorare in quanto avanza dei soldi, ma il futuro è incerto. Oggi le imprese con i propri mezzi qui davanti alla sede di Girgenti Acque. Sì, con i mezzi di lavoro davanti alla sede degli uffici di Girgenti Acque, simbolo della protesta, perché i mezzi sono fermi, improduttivi, e quindi questo è un dramma. I crediti vantati che ovviamente rischiano di perdersi, non c'è presente, non c'è futuro, dunque una situazione davvero drammatica, molto complessa, difficile. Qui serve un intervento straordinario della politica, delle istituzioni, delle autorità competenti. Facciamo appello alla Regione Siciliana, al Presidente Musumeci, all'assessore Zambuto, al Vicepresidente Di Mauro, dell'Ars, a tutti i deputati agrigentini, perché si facciano carico di questa tematica, di questa emergenza, perché è un'emergenza sociale, occupazionale ed economica. Sono il rappresentante delle imprese Truncale Enzo, che sono io, la mia onetta individuale. Sono arrabbiato perché ad oggi non vedo nessun interesse da parte del governo regionale e nemmeno da quello nazionale. Mi aspettavo che il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, avesse dato magari un segnale, invece fino ad oggi sono tutti in silenzio. Purtroppo il prefetto non può fare niente perché magari non ha le risorse finanziarie per poter risolvere il nostro problema. E noi delle imprese ci è stato ordinato da parte dello Stato a fare dei lavori che ora purtroppo, siccome il Tribunale fallimentare ha ritirato tutte le somme a disposizione del commissario Venuti, e quest'ultimo in sostanza non ci può pagare. Quindi chiedo che qualcuno abbia un po' di interesse per noi. Siete preoccupati? Certamente, sì, perché noi abbiamo, io il primo di cui ho 3 dipendenti, e non so che futuro ci potrà essere anche per loro, oltre che per il mio futuro sicuramente. Allora, la nostra preoccupazione è innanzitutto che vantiamo dei crediti da parte di Girgenti Acque e da una comunicazione da parte del Tribunale fallimentare di Palermo. Questi soldi, tra virgolette, ci sono stati negati, quindi non sappiamo come dobbiamo pagare i nostri fornitori, non sappiamo come fare con gli impegni presi con la banca. Siamo sinceramente
insomma in grande difficoltà. Siete preoccupati? Certo, assolutamente che siamo preoccupati. Risposte, no, ancora attualmente abbiamo avuto un incontro. Attualmente abbiamo avuto un incontro alla prefettura e ci ha rassicurati, ma non so fino a che punto queste rassicurazioni ci sono. Dico, attualmente ci è arrivata una PEC da parte del Tribunale fallimentare in cui ci dicono che i crediti sono nel fallimento, quindi dico, quando li vediamo noi questi soldi? Cioè, cosa ci dobbiamo andare a dire ai nostri fornitori che ci chiamano perché vogliono i soldi, vogliono il materiale pagato che abbiamo usato per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le nostre banche vogliono, ovviamente chi ha delle fatture anticipate, vogliono che ritorniamo i soldi indietro, insomma c'è una situazione abbastanza pesante. Attendiamo risposte che non arrivano purtroppo, siamo in fase di agitazione, non soltanto per noi singolarmente come imprese, ma più per il futuro dei nostri dipendenti che da domani si ritroveranno senza lavoro e nella brutta ipotesi un licenziamento. Abbiamo i creditori che ci stanno alle calcagna perché giustamente pure loro si ritrovano in mezzo a questo oceano di crisi economica che ci sta devastando come imprese di Girgenti Acque. Oggi siamo qua non soltanto con i mezzi ma anche per esprimere la solidarietà ai nostri colleghi della Girgenti Acque come fontanieri e geometri e tutto il personale, perché crediamo che questa crisi non è dovuta da noi imprese né da loro come impiegati e tantomeno dai cittadini. Qua è un problema politico e la politica si sta lavando le mani e questo a noi dispiace perché non c'è nessuno che sta venendo qui ad esprimere la propria solidarietà o a dare risposte soprattutto. Io sono uno di come tutte le ditte esterne, come le imprese che ha ricevuto una PEC che spiega le motivazioni per cui non si può procedere ai pagamenti. E quindi che si fa ora? Non lo so. Ognuno seguirà o collettivamente o singolarmente le vie per il recupero dei propri crediti professionali o imprenditoriali. E il futuro? Il futuro non lo so, io non lo vedo bene perché non mi sembra che le cose stiano procedendo con una visione ben precisa, mi sembra che stiano procedendo un po' alla giornata e con molta improvvisazione. I carabinieri della compagnia Delicata ad un posto di blocco lungo la strada statale 115 nei pressi del bivio per Campobello Delicata hanno arrestato ai domiciliari un uomo di 25 anni alla guida di una Smart sorpreso in possesso di 60 grammi di cocaina in un involucro nascosto negli slip. Lui non ha obbedito all'alta ma è stato inseguito e bloccato. All'autorità giudiziaria risponderà di detenzione di droga ai fini di spaccio. Un altro licatese di 18 anni a bordo della stessa automobile è stato denunciato per la stessa ipotesi di reato perché sorpreso in possesso di uno spinello di marijuana e poi a casa sono stati scoperti e sequestrati altri 10 grammi di cannabis nascosti in un sacchettino. La Sicilia supera per il secondo giorno consecutivo 400 casi di coronavirus. L'isola si attesta a quota 404, ma da allarmare è l'altissimo tasso di positività che arriva a 6,9%. L'isola è oggi la seconda regione d'Italia con più casi alle spalle del Lazio. L'obiettivo è mantenere l'Italia bianca almeno fino al Ferragosto con la campagna vaccinale e il Green Pass necessario per le attività collettive. Lello Casesa. Prevista fra qualche giorno la cabina di regia presieduta da Mario Draghi sulla delicata vicenda del Green Pass che dovrà produrre un nuovo decreto lasciapassare allargato ed ancora più stringente. In questo clima dovrà essere il capo del governo a trovare una mediazione tra le diverse e distinte forze politiche che compongono la maggioranza. Il Green Pass allargato con il ciclo completo di vaccinazione dovrebbe partire ai primi di agosto, anche per evitare cambi di colore delle regioni e mantenere l'Italia colorata di bianco fino a metà mese. Il certificato verde potrebbe essere obbligatorio anche per i ristoranti al chiuso, mentre è già stato deciso per stadi, piscine, palestre, concerti e tutte le attività collettive. Intanto il contagio sembra crescere giorno dopo giorno nel paese, anche a causa delle nuove varianti che iniziano a destare preoccupazione mentre le regioni si organizzano per tamponare turisti e visitatori in arrivo negli aeroporti e porti e gestire la difficile stagione turistica.
Sul fronte dei vaccini, tra sabato e domenica sono state fatte oltre 500.000 prime dosi, un numero che dà il senso del rallentamento su certe fasce per una campagna che prosegue grazie alle seconde dosi, con dati che toccano i 4 milioni di somministrazioni a settimana. La politica è ancora divisa, i principali partner della maggioranza hanno visioni distanti su vaccini e utilizzo del certificato verde, in un panorama che vede i contagi e il tasso di positività crescere con la variante Delta del coronavirus, anche se le terapie intensive e reparti ordinari non sembrano in questa fase preoccupare. A Palermo i casi di una bambina di 9 anni e di un neonato di 2 mesi ricoverati in gravi condizioni perché affetti dal coronavirus. Il neonato è positivo alla variante inglese e non a quella Delta come si sospettava. È ricoverato all'ospedale Cervello intubato ed in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili. Anche la madre del bambino è risultata positiva ed è ricoverata intubata all'ospedale di Cristina l'altra bimba di 9 anni, anch'essa positiva al Covid. Da quanto si apprende pare che i genitori non siano vaccinati, la sorella è stata a lungo in Spagna e i genitori sono Novax. Estate mediterranea siculiana, tra spettacoli, arte e culture. Dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella che ha intervistato il sindaco Giuseppe Zambito. Un cartellone ricco di eventi tra spettacoli, musica e alta cultura è l'estate mediterranea promossa dall'amministrazione comunale di Siculiana, che andrà in scena fino al prossimo 28 agosto con tanti appuntamenti su prenotazione all'insegna della sicurezza e del rispetto delle norme Covid, come afferma il sindaco di Siculiana Peppe Zambito. L'estate mediterranea è un'estate caratterizzata soprattutto dalla sicurezza, dallo stare sicuri, perché siamo convinti che sia possibile stare insieme, promuovere la socialità nonostante il Covid. Naturalmente tutti gli eventi saranno contingentati e per quanto riguarda gli spettacoli attraverso la prenotazione, appunto per consentire un accesso limitato. Però non abbiamo voluto rinunciare a questa manifestazione perché crediamo che soprattutto dopo il lockdown che la gente abbia necessità e bisogno di stare insieme e vivere un'estate, almeno alcuni momenti di serenità. Abbiamo naturalmente impostato il programma tenendo conto degli elementi che noi abbiamo da un punto di vista storico, di identità e culturale, quindi il coinvolgimento del centro storico, la spiaggia siciliana marina, il borgo marinaro che stiamo rivalorizzando e la riserva naturale Torre Salsa. Sono diversi gli appuntamenti, partiamo con le mostre, si aprirà una mostra dedicata al nostro Cristo Nero che è protagonista del film di Luca Lucchesi che verrà proiettato il 25 in Piazza Umberto e poi così via discorrendo inaugureremo il mercato di Calata Siciliana Marina per la valorizzazione dei prodotti locali e naturalmente ci sono numerosi appuntamenti sia musicali sia teatrali. Sarà un'estate ricca di opportunità per tutti i gusti. È un investimento che noi vogliamo fare partendo dall'identità di Siculiana che è forte e che vogliamo assolutamente valorizzare. Per cui vi aspettiamo a Siculiana per vivere in serenità e in tranquillità dei momenti di gioia, insomma, perché no. Tra i tanti eventi, uno che abbiamo fortemente voluto è quello dello sport in spiaggia in tutti i weekend. Abbiamo coinvolto le palestre di Siculiana, faranno zumba, faranno acqua gym, insomma coinvolgeranno un po' tutte le persone che saranno in spiaggia. Riproponiamo il Festival Firria, che è un festival musicale dove punta tanto sui giovani, ci saranno artisti come Folkas che sono freschi da Sanremo Giovani, ci sarà la Municipal che è un gruppo che punta tanto sul mondo indie, ci sarà Manuela Giurna, ci saranno tanti eventi musicali oltre a quelli tradizionali che si fanno solitamente. Ci sarà anche il teatro con 3 commedie brillanti che saranno parte fondamentale del programma. Vi aspettiamo a Siculiana. Ad Agrigento la cerimonia di consegna della 22esima edizione del Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta. Vediamo. Si è svolto sabato 17 luglio alle ore 20 in Piazzale Caos davanti alla casa natale di Luigi Pirandello, alla presenza di un vasto e folto pubblico, la cerimonia di consegna del Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitto, giunto alla sua 22esima edizione, promosso dal Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.
Ricordiamo che questa è l'edizione del 2020 che fu sospesa a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Questi premiati per la sezione giornalismo e comunicazione fake news, manuale semiserio di sopravvivenza contro le bufale di Francesco Pila e Raimondo Moncada, assegnati anche i premi speciali a Pippo Di Falco, creatore della casa museo di Leonardo Sciascia a Racalmuto, a Bernardo Barone, direttore del Parco Letterario Luigi Pirandello, a Giuseppe Agnello, scultore, Edoardo Cicala, fotografo, Antonio Occhipinti, pittore, Enzo Galluzzo, giornalista e scrittore, Giovanni Taglialavoro, autore televisivo, Sicilia On Press, giornale online, Agrigento non si arrende, associazione di volontariato. La manifestazione è stata alletata anche dall'esibizione dei musicisti Gigi Finistrella alla fisarmonica, Lillo Puccio alla chitarra, Federico Privato e Marina Tesea al violino, Stefano Tesea al pianoforte. Ad accogliere i premiati, graditi ospiti, il gruppo folcloristico Fabaria Folk. Hanno presentato l'evento Giuseppe Moscato e Gabriello Modei. Per Lina Urso Gucciardino finalmente possiamo riprendere la nostra normale attività di promozione dell'arte e della cultura siciliana. L'associazione culturale che presiedo, afferma Lina Urso Gucciardino, con una base rivolta verso il sociale come la nostra, deve cercare di trovare sempre nuovi stimoli e deve continuare a portare la propria voce affinché questo brutto momento diventi miglioramento e non tempo perso. Il premio Buttitta, afferma Lina Urso Gucciardino, è nato 22 anni fa, aveva come unico obiettivo quello di valorizzare la nostra terra partendo dal passato, proiettandolo nel presente, nella società moderna, veloce, che corre verso l'io piuttosto che verso il noi. Io ho sempre detto che un'associazione culturale che ha però una base, volta verso al sociale, come quella del Centro Guttuso, deve cercare sempre di trovare nuovi stimoli, di reinventarsi, perché deve continuare a portare la propria voce affinché questo brutto momento diventi occasione di miglioramento, di cambiamento e non tempo perso. Il premio Buttitta è nato 22 anni fa con un unico e preciso obiettivo: valorizzare la nostra terra. Valorizzarla partendo dal passato, naturalmente, e proiettandolo nel presente, nella nostra società moderna, veloce, che corre verso l'io piuttosto che verso il noi. Il coronavirus ci ha insegnato quando siamo niente, come in un attimo può essere azzerato tutto. Ci ha fatto riflettere quando si è sbagliato il nostro modus vivendi. Ci dice, se ci riflettiamo un poco, forse sarebbe meglio fare un passo indietro, tornare un po' a quelli che sono i veri valori: la famiglia, il rispetto, l'amore, la dignità, tutti questi valori che noi siciliani abbiamo nel nostro DNA, ma che ce ne siamo dimenticati. Ora, dico questo, infatti, il premio Buttitta è, e desidero che continui sempre, perché stasera non è un premificio, non diamo dei premi così. Questa sera viene premiato Tizio, no. Questo è un momento che vengono premiati i valori. Chi scrive mette nella poesia, nel libro, l'anima, quello che sente, e scrivere in siciliano e parlare della nostra Sicilia è un ricordare a noi, ma soprattutto ai ragazzi, quella che è la nostra identità di siciliani, uomini sani, corretti, laboriosi, che hanno lottato, hanno combattuto, vivevano anche di pane e niente, però erano felici, erano sani, erano corretti. Ora io dico che questo premio continui con me, senza di me non ha importanza, perché si parla solo ed esclusivamente della nostra terra
e dei nostri valori. E ringrazio di cuore appunto i poeti, gli scrittori e soprattutto, perdonatemi, le persone che stasera saranno premiate da noi con i premi speciali. Sono persone che sono da esempio, perché io dico sempre, le parole sono inutili, sono gli esempi che i genitori, la famiglia, gli insegnanti devono dare ai ragazzi. Quindi grazie veramente di cuore a tutti, grazie ai poeti, grazie alle giurie, grazie a tutti quelli che hanno fatto sì che questo premio stasera si verificasse, che fossimo qua tutti insieme e ricordassimo che quello che veramente vale è l'amore. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. La separazione delle carriere tra la magistratura requirente e giudicante torna al centro del dibattito politico in questi giorni, intersecandosi con le considerazioni sulla proposta di riforma della giustizia siglata dalla Guardasigilli Cartabia. L'argomento è tornato alla ribalta dopo le iniziative dell'Unione delle Camere Penali avviate per spingere il percorso parlamentare della loro proposta di legge di iniziativa popolare sulla separazione delle carriere in magistratura, sottoscritta da 75.000 cittadini. Se ne è parlato a Tusa. Vediamo. Devo dire che è emozionante trovarci qua dopo tanto tempo e vederci in presenza, abituati con questi webinar che non ne possiamo più. Ritengo che questa riforma vada fatta, condividiamo quelle che sono le argomentazioni che più volte ha portato l'Unione, che oggi verranno rappresentate. Grazie a tutti per la partecipazione, anche alla magistratura che è qui presente. Si discute di riforme della giustizia, si discute di referendum per alcuni temi quali la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, e siamo lieti, come dire, del fatto che il mondo dell'avvocatura penale nazionale ha deciso di fare un congresso qui a Castel di Tusa con la presenza dei presidenti delle Camere Penali di quasi tutto il Sud Italia, che faranno da relatori assieme ad alcuni magistrati. Saranno presenti tutti gli avvocati penalisti della nostra zona, ed è, diciamo, come dire, un momento di approfondimento culturale importante, che sotto altro profilo ci è utile per migliorare la qualità del nostro turismo, poiché anche il profilo convegnistico può rappresentare un'occasione di sviluppo per il nostro comune e per l'intero comprensorio. Il mio territorio, della Camera Penale di Patti, con la circoscrizione del Tribunale di Patti che ha già 3 delegati, noi vogliamo contare per quanto pesiamo. Noi non possiamo più permetterci di accettare una semplice rappresentanza, perché l'Unione delle Camere Penali esiste, perché ci sono le Camere Penali della Sicilia che sono in prima fila, e questo lo sa Peppe, lo vede tutti i giorni quando ci riuniamo. I problemi del processo sono i problemi che noi sentiamo sulle nostre spalle, che ogni giorno dobbiamo affrontare. Non si può discutere esclusivamente della nomina del consulente, del perito. Oggi parliamo di quella che è la madre di tutte le riforme e che riguarda l'ordinamento giudiziario. Noi nel 2017 abbiamo raccolto circa 75.000 firme di cittadini che si avvicinavano ai nostri banchetti per chiedere l'applicazione del giusto processo, cioè dell'articolo 111 della Costituzione, che prevede che il processo debba essere celebrato nel contraddittorio tra le parti, che devono avere uguale dignità, il pubblico ministero e il difensore, davanti a un giudice che deve essere imparziale e terzo, dove terzo significa chiaramente che deve essere distinto da chi accusa e da chi difende. E questo pretende anche che ci sia una formazione diversa, un concorso diverso, che il giudice sia colui il quale deve valutare le prove a dibattimento, mentre il pubblico ministero deve essere quello che raccoglie gli elementi per capire se si può sostenere l'accusa al giudizio.
un giudice terzo è più rassicurante per chiunque, per i cittadini, ma anche per conferire autorevolezza alle sentenze e alle decisioni. Al giorno d'oggi noi assistiamo spesso alla idea che le indagini del pubblico ministero siano già prove, così abbiamo anche un processo mediatico che spesso si svolge solo sulle indagini e non si comprende che quelli non sono prove, sono solo elementi raccolti unilateralmente. A Cianciana, in provincia di Agrigento, un ignoto giocatore ha puntato €1 al Million Day e ha vinto €1 milione con i numeri 1, 14, 23, 35 e 52. Teatro della straordinaria vincita è stata una rivincitoria e rivendita tabacchi in corso Vittorio Emanuele. Continua il viaggio di Goletta Verde lungo le coste italiane in cerca di criticità, inquinamento e illeciti. La storica campagna estiva di Legambiente arriva in Sicilia per continuare la sua lotta in difesa delle acque e delle coste. C'è il servizio. Continua il viaggio di Goletta Verde lungo le coste italiane in cerca di criticità, inquinamento e illeciti. Goletta Verde fa tappa anche in Sicilia, in difesa delle coste e del mare. Dallo scorso anno Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie impegnati nel campionamento delle acque, uno straordinario esempio di scienza cittadina che coinvolge giovani da tutta Italia, erosione costiera e dissesto idrogeologico, beach e marine lighter, porti, eolico offshore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili. Contrasta l'inquinamento da plastica in mare sono i grandi temi della campagna di quest'anno, che è partita da Genova a inizio luglio e si concluderà in Friuli Venezia Giulia a metà agosto. La tappa siciliana del viaggio di Goletta inizia oggi a Malfa, un incontro sull'istituzione dell'area marina protetta eoliana. Si prosegue a Santa Marina Salina con la premiazione dei comuni 5 vele della guida blu di Legambiente e Touring Club italiano. Mercoledì 21 luglio previsto il passaggio nello stretto di Messina per ribadire il no al ponte, con un presidio a Capo Peloro e un dibattito sul tema. La tappa siciliana della storica imbarcazione si concluderà giovedì 22 luglio a Palermo con la presentazione dei dati sul monitoraggio di Goletta Verde lungo la costa. Sport, in casa biancazzurra potrebbero entrare nuovi soci. Carmelo Lentini ci racconta gli ultimi rumors sull'Acragas. Vediamo. Sono state settimane di lunghe e laboriose trattative, ma alla fine sembra proprio che un nuovo progetto Acragas stia per partire. Si evince da un comunicato stampa diramato a firma della stessa presidente Sonia Giordano, che sta superando un piccolo problema occorso in questi ultimi tempi. Attenzione, nulla di definitivo, ma la certezza che quanto prima si arriverà al traguardo con l'ingresso di nuovi imprenditori e soci, con l'obiettivo di allargare la base societaria e dare un futuro certo e prosperoso all'Acragas, si legge testualmente nel breve comunicato. Dunque, nonostante un incidente di percorso, con l'aiuto delle stampelle, la presidente dell'Acragas Sonia Giordano, seppur acciaccata, non si ferma e continua senza sosta a lavorare per tracciare il presente ed anche il futuro per la società biancazzurra. A sentire le innumerevoli voci di corridoio, la faccenda dovrebbe concludersi tra qualche giorno e parallelamente si sta provvedendo alla regolare iscrizione al prossimo campionato di eccellenza. Nel frattempo, assegnati nuovi compiti dirigenziali e societari, si sonderà per la scelta di tecnico e calciatori. Si dovrà fare in fretta, anche se parecchi contatti sono stati avviati per non trovarsi impreparati al nuovo decorso stagionale. A giorni, dopo un lungo mutismo, ma di costanti intrecci discreti, sarà indetta una conferenza stampa per svelare i nuovi piani societari e magari presentare ufficialmente l'ingresso dei nuovi soggetti per un futuro progetto calcistico. Nomi non se ne fanno per scaramanzia, né tantomeno se hanno avuto dei trascorsi calcistici più o meno recenti. L'importante è avviare il nuovo decorso e quasi sicuramente vedrà i nastri di partenza anche la stessa presidente Sonia Giordano, sempre più attaccata ai colori biancazzurri e alla città di Agrigento. La scadenza al prossimo campionato di eccellenza è fissata per lunedì prossimo 26 luglio entro le ore 12, ma non sarà questo il problema, il termine verrà ampiamente anticipato. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.